Santa Lucia si prepara alla linea del Piave e all'impresa di Fiume. E non sono reminiscenze della Grande Guerra, ma i nuovi obiettivi del Comune, con la fiera che nel 2017 punta a fronte comune con Longarone e San Donà per rilanciare le imprese venete. Unificazione così delle capacità strategiche delle tre fiere crea una sorta di linea del Piave, cioè ci difendiamo da chi vuole venire a competere qui con i termini corretti, ma vogliamo sicuramente andare a competere a 360 gradi verso il centro Europa. Un'aggregazione che si posiziona tra Pordenone e Padova, enti fieristici di dimensioni decisamente diverse. Se avessero una fiera come la nostra millenaria agricola, uno direbbe vieni a farla a Milano, noi diremo chiaramente no, perché è una peculiarità che deve avere un collegamento con le radici del territorio. Ma Santa Lucia non gioca in difesa, puntando all'Istria, territorio storicamente legato al Veneto e alla Marca, e lo fa con una vera e propria impresa a Fiume, con l'obiettivo di creare una fiera di Rieca. Il fiume porta una linfa vitale che dovrà essere utilizzata in maniera equa per tutti, rafforzando l'insieme del territorio. Un progetto che nel frattempo si rinnoverà per la 1356esima volta, il 10 dicembre, con la fiera agricola. 5.000 i macchinari esposti di 400 aziende scelte su oltre 1.000 richiedenti. Sono alcuni dei numeri dell'edizione 2016, che già pensa al 2017 con l'adesione della vicina Godega di Sant'Urbano. Il sindaco di Godega 1 anno e mezzo fa non aveva accolto, forse o perché aveva altre incombenze, e adesso ha richiesto di aggregarsi e noi abbiamo detto ok, adesso noi partiamo e il prossimo anno discutiamo di aggregazione ulteriore.